Queste imprese vogliono dare un messaggio molto chiaro al governo giallo-verde. Queste imprese vogliono dire che le infrastrutture non si possono fermare. Non si può fermare la TAV, non si può fermare la Pedemontana, non si può fermare la Valdastico, non si può fermare un paese. Vicenza e il suo territorio attende il passaggio dell'alta velocità, ma in Veneto infrastrutture significa anche Pedemontana e poi di difficile di gestione è e rimane il decreto dignità. Un altro messaggio molto chiaro è la contrarietà delle imprese al decreto dignità voluto da Di Maio e da Salvini. Un decreto che secondo l'Istat ha già visto sfumare oltre 100.000 posti di lavoro. Le imprese non assumono più, le imprese non rinnovano più i contratti. E poi c'è la questione dell'alternanza scuola-lavoro, esperienza che in Veneto ha avuto ottimi risultati e che oggi il governo blocca. Un progetto che solo in Veneto vede il coinvolgimento di oltre 116.000 giovani e oltre 46.000 imprese impegnate in questi progetti che danno lavoro ma soprattutto fanno fare esperienza importante ai nostri ragazzi. Da qui l'invito messaggio della consigliera democratica Moretti al governo. Che la buona politica debba mettersi in ascolto con il mondo produttivo, con le imprese che non vogliono arrendersi, con le imprese che vogliono un'Italia che guardi al futuro.